L'alluvione dello scorso novembre in Veneto, oltre ai danni materiali, ha comportato una mancata crescita del prodotto interno lordo regionale quantificata in meno 0,7% e ha bloccato un incremento occupazionale calcolato in circa 6.000 posti di lavoro. Da allora i consorzi di bonifica hanno assunto rinnovata centralità territoriale ed ora propongono nuovi accordi di programma. Ci rivolgiamo a quelle istituzioni che assieme a noi tutti i giorni fanno tutela e sicurezza del territorio, quindi ai comuni, alle province, alla protezione civile del Veneto e alla regione del Veneto. L'ufficializzazione delle nuove collaborazioni avverrà ad epilogo della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, di cui a Mestre è stata presentata la cinquantina di iniziative interessanti il Veneto fino al 15 maggio. La bonifica ha questo scopo, è aprire le porte dei vari impianti, aprire le porte delle strutture su cui i consorzi lavorano, far vedere un territorio, quindi non solo le strutture, perché il territorio che noi teniamo in manutenzione è un territorio dove la gente può passeggiare, si possono fare visite guidate, ci sono aree di fitodepurazione, aree umide, aree ecologiche, biciclettate da fare sugli argini e vedere quello che sono le manutenzioni che quotidianamente i consorzi fanno per tenere in sicurezza il nostro territorio veneto. Nell'occasione sono stati anche resi noti i dati di una recente indagine SVG sulla percezione del rischio di origine naturale nel Veneto e nel nord Italia. Alluvioni e straripamenti sono indicati come prima minaccia, individuandone nella cattiva gestione del territorio la principale causa e nella prevenzione la soluzione maestra. Con responsabile fiducia si guarda l'operato dei consorzi di bonifica. Deve succedere che si fa realmente la prevenzione, che è quello che l'indagine ha evidenziato. Dobbiamo continuare, anzi migliorare la prevenzione, perché prevenzione significa eliminare a monte i problemi che noi abbiamo di esondazioni e quant'altro.